È dedicato ai giovani, al loro rapporto con gli adulti e alla legalità, il calendario 2025 dell'Arma dei Carabinieri. Questa mattina a Udine, nella sede della Legione Friuli Venezia Giulia, è stata presentata la terza edizione in lingua friulana. Viene presentata oggi la terza edizione del calendario dell'Arma in friulano, un momento molto atteso, abbiamo detto diventato appuntamento tradizionale per il territorio. Ed è una tradizione che speriamo di far perpetrare, come ha chiesto anche il generale Mezzavilla, perché è un momento di simbiosi con questa terra e con queste popolazioni a cui ci sentiamo assolutamente legati fin da quando l'Italia è entrata in queste terre. Continua la collaborazione con la Regione e con l'Arlef per questo progetto del calendario in friulano, 10ª lingua di questo calendario. Diceva il presidente Eros Cisilino, presidente dell'Arlef, che l'Arma dei Carabinieri è un patrimonio del territorio, un patrimonio delle nostre comunità. Siamo onorati di questa considerazione e cercheremo di impegnarci sempre con il massimo degli sforzi perché questo rispetto continui a essere meritato.